Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata che io ritengo molto importante in quanto anche stasera abbiamo come nostra ospite un'altra socia di Officina Mediterranea. Io subito saluto Gabriella Guerriero. Buonasera Enrico, grazie per avermi dato questa opportunità e buonasera a tutti gli amici che ci seguono. Allora, adesso manderemo in onda la sigla, logicamente, e poi cominceremo a parlare dell'argomento che abbiamo scelto per questa serata, ovverosia del rapporto tra gli spagnoli e Napoli. Io pregherei Donato di mandare la sigla e subito dopo la sigla, ecco, anzi prima della sigla, vorrei mandare il cartello sul 5 per 1000. Officina Mediterranea si organizza sempre di più, sempre piccoli passi in avanti per rendere sempre più efficiente la nostra struttura. Quindi, ecco, abbiamo fatto vedere il manifesto. Non so se Donato adesso ci può mandare in onda anche la sigla. Ho detto che questa puntata per me è molto importante perché abbiamo anche questa sera come ospite, non si tratta di un vero e proprio ospite, si tratta di una collega, abbiamo con noi Gabriella Guerriero, una dei soci di Officina Mediterranea. Come sapete io ci tengo molto a dare questa immagine della nostra struttura. Noi non siamo una struttura in compartimenti stagni, siamo un unico grande staff e lavoriamo tutti quanti insieme. Quindi nella nostra trasmissione, nella trasmissione di storia, ho molto piacere di ospitare, di avere con noi i nostri amici di Officina Mediterranea. Con Gabriella parleremo degli spagnoli e Napoli, ma Gabriella ha anche altre trasmissioni con Officina Mediterranea, quindi direi Gabriella, presentati brevemente ai nostri spettatori dicendo anche quali sono le altre tue collaborazioni con Officina Mediterranea. Sì, di nuovo buonasera a tutti. Credo di essere abbastanza di casa, almeno io mi sento di casa in officina e ho il piacere di dialogare con scrittori, scrittrici, poeti, poetesse e quindi leggo e poi dialogo amichevolmente. Adesso sono anche molto interessata al Festival della Scienza e quindi ho già intervistato degli scienziati che si occupano di questo evento veramente molto importante. Parallelamente segue però il mio interesse per la cultura spagnola. Io comunque ho studiato spagnolo all'Orientale di Napoli, ho concluso lì il percorso e ho scelto di studiare questa lingua perché sono napoletana. Questa è stata la mia semplice risposta quando il professore mi chiese perché lei ha scelto la lingua spagnola. Perché sono napoletana. Noi abbiamo un vasto tesoro di importazione spagnola. Lo chiamo tesoro perché a me piace molto, trovo che abbia arricchito moltissimo la nostra cultura, ma anche la nostra lingua, i nostri modi di dire, la grammatica. E quindi ho sempre coltivato questo interesse nelle mie letture e recentemente, devo dire anche complice
poi tutta la serie di attività su Officina Mediterranea che mi ha dato molto, anche in termini di fiducia, ho aperto una pagina Facebook che si chiama Cultura Ispano-Napoletana, dove chiaramente non sono una studiosa professionista, sono una semplice lettrice di libri. Io leggo, argomento e sembra che la pagina piaccia, per cui continuo fiduciosamente. Quindi, Gabriella, la tua passione per la cultura spagnola a Napoli è da sempre, non è che possiamo dire che è nata in qualche momento particolare della tua vita. No, anche perché vedi Enrico, io ricordo la mia meravigliosa nonna paterna quando parlava e spesso diceva io non ho risposto né tampoco ho detto altro, questo tampoco. Il tampoco è una parola spagnola, significa neanche. Ed è ancora attuale, vivissima, ma noi, come tu ben sai, Enrico, non abbiamo solo nel nostro napoletano, non so, se io dico udolori mola è il dente, dolor de muelas si dice in spagnolo, las uñas sono le unghie, come noi diciamo in napoletano, e poi anche proprio dei costrutti di frase come la famosa ridondanza pronominale. Chi di noi non è stato corretto nell'italiano a dire non si dice a me mi piace, si dice a me piace, e in spagnolo si dice a mi me gusta, come diciamo in napoletano, per non parlare poi della toponomastica, via Toledo, Porta Medina, Antica. Io non potevo esimermi dallo studio della lingua spagnola. E questa ovviamente è una mia personale motivazione. Quindi, prima di parlare un po' di questa tua pagina, ti completo la domanda alla quale comunque tu già in parte hai risposto, ma gli spagnoli, l'eredità spagnola a Napoli, che cosa ci hanno lasciato? Tanto, io dico tanto, tanto, tanto e dico anche che anche noi abbiamo lasciato tanto a loro. Tanto è vero che ci sono delle opere artistiche di pittori napoletani che si trovano attualmente in Spagna e di questo se ne è occupato un autore spagnolo, ma adesso non lo diremo. Questa è giusto un'introduzione. E niente, noi praticamente nel 1443 entra trionfale Alfonso d'Aragona e questa scena è immortalato nel capolavoro che è l'Arco di Trionfo, il bellissimo Maschiangioino. Chi di noi non ammira il Maschiangioino? E di lì poi è stato un susseguirsi di convivenza tra il popolo spagnolo, ecco. Aspetta, delle fotografie parliamo dopo, adesso Sì, facciamole andare così solamente come sfondo. sì. Continuiamo a parlare ancora in generale. Innanzitutto, io, come tu sai, interagisco sempre moltissimo con gli spettatori e quindi invito gli spettatori sia a fare delle domande, sia ad aggiungere qualcosa alle cose che stiamo Sì. dicendo noi. Continuiamo a parlare, Gabriella, dell'eredità degli spagnoli. Cosa Mm. ci hanno lasciato? Ci hanno lasciato, si può dire tutto. Sì, Napoli è spagnola dappertutto, cioè non c'è una chiesa napoletana in cui non ci siano opere spagnole. no, Hai detto benissimo tu i nomi delle strade sì, e anche nell'arte gli spagnoli hanno lasciato molto. tantissimo. Quindi io direi, diciamo qualche altra cosa sull'eredità degli spagnoli e se Donato mi fa scorrere le osservazioni dei nostri spettatori, penso di poter cogliere qualche spunto interessante Sì, di discussione. tanti, tanti. Ah, Il ecco qua, mesale, vedi, subito hanno risposto i nostri colleghi. E il mesale, dove io non lo so, mesale La mesa da e me. la tavola, sì, sì. Il tambien, sì, sì, ma veramente tante, proprio modi di, anche quando si dice questo non ci cap, cioè non ci Mm. entra, e in spagnolo caber, no cabe nella situazione. Quindi noi abbiamo tanto, 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 basti pensare
Io leggevo un libro inerente al post-unità d'Italia. Ci fu un ministro dal nord che trovò Napoli fortemente ispagnolata. Quindi, se Napoli è apparsa ispagnolata dopo l'unità d'Italia, io credo che figuriamoci quanto sia stato stretto il legame quando gli spagnoli governavano a Napoli, che tra l'altro era ritenuta una fidelissima città, una città molto fedele. Napoli contribuiva anche in termini di eserciti per le guerre espansionistiche della Spagna, quindi veramente possiamo dire che è stato un legame molto stretto, non sempre idilliaco, altrimenti non si spiegherebbe la rivolta di Masaniello, però resta comunque un fortissimo legame. E sai Enrico, non solo noi da Napoli cerchiamo appunto di approfondire l'arte, l'architettura, ma anche dalla Spagna arrivano a Napoli per ritrovare se stessi. Quindi è un fenomeno scambievole, speculare. Dice Cinzia Perone, ricordiamoci che anche lo spagnolo è una lingua neolatina e c'è tanto latino nel napoletano. Certamente, anche questo, però successivamente, quando ci sono stati gli spagnoli a Napoli, hanno dato altre parole in prestito che erano già spagnole, tipicamente spagnole, quindi si può parlare proprio di prestito dello spagnolo, non è più poi la matrice precipuamente latina, è proprio lo spagnolo che da noi è stato veramente importante. Il rapporto tra Napoli e la Spagna comincia quindi con Alfonso d'Aragona, con Alfonso il Magnanimo. Sì. È con lui che la Spagna arriva a Napoli. Ed è con lui anche che, perché io poi tengo anche molto a fornire le fonti di quello che io scrivo, come dice nella premessa del meraviglioso libro La Napoli spagnola di Francisco Elías de Tejada, che poi è a cura di Silvio Vitale, dice con Alfonso d'Aragona Napoli verrà sollevata allo zenit, quindi non a caso poi sarà Alfonso il Magnanimo. Con Alfonso il Magnanimo Napoli sarà una corte di tutto rispetto, di tutto Sì, rispetto. Magnanimo non era un modo di dire, lui lo era Sì. veramente e amava moltissimo il popolo napoletano e voleva farsi amare dal popolo napoletano. Non voleva governare incutendo timore, ma voleva governare facendosi rispettare e facendosi amare dai napoletani. E Assolutamente. con Alfonso d'Aragona arrivano a Napoli moltissimi artisti, arriva un esercito di artisti con Sì, lui, non vengono sì, solamente gli spagnoli e no, dopo più avanti vedremo uno dei capolavori che ci hanno lasciato gli spagnoli a Napoli, Diego De Silo e Bartolomeo Ordóñez, ma un arrivano capolavoro. artisti dall'area veneta come Sì, Francesco Laurana, arrivano i assolutamente. siciliani come Domenico Gaggini, arrivano anche artisti dall'area lombarda e lui trasforma Napoli in una capitale artistica. Di E, grande rilievo. sì, e impronta di se stesso, della propria cultura, del proprio modo di essere, il nostro Rinascimento. Ma di questo parleremo un'altra volta. Sì, Napoli è certamente. piena di opere d'arte e questo è assolutamente vero, e anche Caserta, sì, certo, Certamente, anche certamente. Caserta, tutte le altre città campane, anche Salerno. Salerno è uno scrigno di opere Sì. d'arte. Senti, Gabriella, quindi poi dai catalani si passa agli aragonesi quasi senza soluzione di continuità e come Mm. dicevi tu, Napoli diventa uno degli stati confederati nel grande impero spagnolo, Sì, perché non si sì, può parlare di vera e propria dominazione. no, È un termine, assolutamente. è un termine sbagliato che però purtroppo non so se per semplificare o per altri motivi viene usato Però spesso. usato nei manuali, vero Enrico? Si parla Sì, di dominazione spagnola.
Si parla di dominazione, ma in realtà, la Spagna era un grande impero confederato, nel quale, le singole realtà statali godevano di enorme autonomia e di grande rispetto Sì, da parte di Madrid. E Napoli in particolare, anche perché Napoli era molto più popolosa di Madrid, era più grande, più ricca e più sì. potente di E Madrid. di questo se ne discute ancora, perché io poi ecco, sono molto interessata anche alle conferenze degli studiosi vari, e si dice proprio questo, che Napoli per essere così popolosa dava moltissima ricchezza in termini proprio monetari, ma anche poi di esercito. Quindi veramente con la dinastia aragonese Napoli è proprio una corona vera e propria. Poi ci sarà successivamente il famoso trentennio, dove si passa poi dalla corona di Aragona alla corona di Spagna, quella che poi, questo trentennio che è stato analizzato in quella meravigliosa mostra artistica che noi abbiamo visto a Napoli di 2 anni fa, un Sì. trentennio fecondo sicuramente, però per dire per tempo, Napoli era una vera e propria corona di tutto pregio, di tutto rispetto, e che ci hanno lasciato dei monumenti che sono veramente Ma, stupefacenti. monumenti di una importanza e di un valore artistico, inimmaginabile proprio. Inimmaginabile, e che E neanche noi conosciamo veramente sì, fino in bene. fondo. Basta pensare al sepolcro di Don Pedro de Toledo, che è uno Sì, dei capolavori assoluti del Rinascimento, non sì, del Rinascimento napoletano. Basta pensare a Girolamo Santa Croce, basta sì. pensare, l'elenco è lunghissimo. Vedremo qualcosa verso la fine della trasmissione. Veramente Senti, vasto, sì. ti volevo chiedere adesso quando ti è nata l'idea di questa pagina, come la stai organizzando e che riscontri stai ricevendo. Allora, la pagina un po' c'è sempre stato il desiderio, però avevo comunque un timore, perché poi, come dico sempre, io non sono una storica, una studiosa, io comunque sono una docente, però poi ho capito che se si legge con serietà, si cita la fonte, e appunto si chiarisce bene anche l'intento. Io non è che devo insegnare niente a chi che sia, però fornisco dei piccoli spunti, dei piccoli semini che possono essere poi approfonditi da chi magari è più competente di me. Credo che sia comunque una lettura semplice, agevole, anche perché in altre pagine Facebook dove si argomenta di cultura, io comunque mi soffermo volentieri. E allora ho preso coraggio, e la pagina è nata a fine dicembre, quindi è una neonata. Però devo dire che man mano vedo che aumenta di follower, quindi suppongo che sia gradita. Grazie Federico, dice un piacere ascoltare. Mi sento molto onorata, perché io di solito, Enrico, lo dico quando seguo le tue trasmissioni, mi sento anche un po' in veste Senti, io strana. l'ho guardata la tua pagina, Gabriele, e devo dire che l'ho trovata molto efficace. Innanzitutto hai giustamente impostato la pagina su testi molto brevi. Ma non è una questione di brevità, è una questione di sintesi, cioè tu cerchi sempre di sintetizzare l'argomento in poche parole, in poche frasi, eliminando magari dai testi che utilizzi tutte gli inutili giri di parole. Questo rende molto efficace il tuo lavoro. E poi è varia, perché ho visto che passi dalla letteratura del Seicento alla letteratura del Novecento, quindi invito tutti a seguirla, anzi dopo nei commenti, più tardi, quando risponderò a tutti i commenti, metterò proprio il link di questa pagina, così Grazie. chi ci ha seguito potrà andarla a guardare, potrà andare a curiosare. È giusta la mia osservazione? Cerchi di essere molto sintetica? Ci provo.
ci provo e pensa che io ho un fratello che ha detto: Senti, Gabriella, ancora un po' più sintetica, quindi devo migliorare in questo sicuramente. E provo anche da appassionata, semplice appassionata di musica, di inserire anche ciò che si ballava e cantava a corte. Io provo ad immaginarmi in tutti gli aspetti la società dell'epoca e devo dire che sto scoprendo la meraviglia delle villanelle, ma sono emozione, sono delle poesie musicate, sono Ho visto, belle. sì, ho visto. Ecco, forse Federico già ha messo Ha già il... oddio, Ah, grazie grazie Federico. Federico, bravo, bravissimo. Grazie, Grazie. grazie. Quindi chi ti sta ascoltando o chi ti ascolterà, perché poi queste trasmissioni hanno molti passaggi successivamente, chi ci ascolterà non dal vivo potrà andare a curiosare sulla tua pagina. Sì. Io direi, Gabriella, se vuoi aggiungere qualcosa a questa nostra chiacchierata generale, ti lascio la parola e poi passerei ai monumenti, ai monumenti e alle fotografie che abbiamo selezionato. Ma aggiungere, credo che abbiamo iniziato già ad introdurre in modo efficace, anche perché sposo la tua tesi, cioè di non appesantire troppo, di lasciare anche quella curiosità di andare a curiosare. Quello che posso ripetere è che cerco di trattare un po' tutti gli aspetti della civiltà, quindi anche dei quadri, la pittura, mi piace la pittura, la scultura, cerco di portarli così all'attenzione. Però ecco, c'è tanto da fare, da migliorare, quindi No, ma quello che hai detto tu prima è importante. È difficile descrivere la società di un certo periodo, sì. perché si tende sempre a farlo in maniera troppo selettiva. Cioè, si descrive la pittura del 500, poi si descrive la scultura, poi si descrive la musica, ma noi non dobbiamo dimenticare che queste cose succedevano tutte quante contemporaneamente Ecco. e che spesso e volentieri, come oggi a Napoli, il poeta si va a sentire il musicista fa la cosa insieme al pittore, è sempre stato così. Questi artisti interagivano anche tra loro, c'era proprio un tessuto ehm, culturale e sociale che è difficile far rivivere a distanza di tanto tempo, però tu nella tua pagina alterni il testo del letterato con La la villanella. villanella o il pezzo musicale di quell'epoca, poi c'è la fotografia di una scultura e quindi chi Sì. segue la tua pagina in pratica ha un po' sotto gli occhi tutto quello che capitava Ci provo, contemporaneamente. poi Ci senza provo. ordine cronologico, per cui È si può ancora meglio, leggere è ancora meglio, è ancora più bello, è ancora in più qualsiasi affascinante. momento, insomma, Senti, senza quell'impegno. preghiamo Donato di far scorrere le I fotografie e monumenti. le commentiamo. Ecco Va qua. bene. Vai, Fontana del Nettuno. Allora, La fontana più girovaga del mondo. sì. Avrà cambiato 10 o 20 volte posizione. Ma allora, dico subito, questa qui è stata edificata tra il 1600 e il 601 e aveva la collocazione all'Arsenale al porto. Chiaramente su direzione di Domenico Fontana abbiamo dei nomi illustri, coadiuvato da Angelo Landi, Pietro Bernini e Michelangelo Naccherino, nomi non da poco. Questa fontana collocata al porto per mancanza d'acqua viene trasportata al largo di Palazzo, sarebbe l'attuale piazza Municipio, lì però intralcia le manifestazioni e quindi smontata e nuovamente a Santa Lucia, dove Cosimo Fanzago la arricchisce di ulteriori sculture. Poi però nel 1642, quando si pensa che sia ormai finita, subisce ancora altre peripezie, tra le quali un serio danneggiamento durante la rivolta di Masaniello. E io adesso non sto ad elencare le varie parti, veramente è stata una fontana che è andata passeggiando
e attualmente dal 2014 è a Piazza Municipio. Allora, che dire, una fontana spettacolare, si vede la forma è circolare, ha 4 gradinate ed è circondata da questa balaustra bellissima. Poi ci sono 4 leoni che hanno tra le zampette lo scudo della città di Napoli, ma anche del Duca di Medina e di Carafa. E questa è opera di Cosimo Fanzago, quindi le maestranze che lavoravano a Napoli. Poi ci sono dei mostri marini, qui, però si vedono i zampilli dell'acqua che versano acqua nella vasca, che sono opera del Bernini. Poi in alto, sullo scoglio, ci sono delle ninfe e poi il Nettuno con il tritone, con il tridente, che è opera del Naccherino. È una fontana monumentale, una fontana che io l'ho riassunta veramente in modo estremo, ma che merita una lettura molto più approfondita, sicuramente. È Sì. bellissima. Poi non Senti, dico di notte quanto è bella. ma io ho messo anche una fotografia notturna, chissà Eh, se Donato l'ha inserita nell'elenco delle fotografie. Ma possiamo dire, Gabriella, che dove sta ora veramente, eccola qui, eccola qua. notturna, bellissima di notte. Sì. Dove sta ora veramente risplende, e forse il posto migliore A in me cui poteva piace lì, essere. Sì, sì, perché sì, poi è una perché si bella vede piazza ampia. bene da lontano, da tutte le angolature. Quindi adesso tanti napoletani che hanno scoperto quanti artisti importanti hanno collaborato a questa fontana se la andranno a guardare, credo, con maggiore interesse. Diciamo che Sì, l'architetto che ha coordinato i lavori, Domenico Fontana, è lo stesso Fontana. architetto che ha realizzato il Palazzo Reale, Mica da è un poco. architetto Eh, importantissimo, uno dei grandi sì, architetti sì, dell'inizio del Seicento. sì. Benissimo, Bella. passiamo al successivo. Ah, Eccolo ecco. qua, no, qua devi parlare tu, qua devi parlare tu, ci devi raccontare tutto tu. Chi Allora, è questo personaggio? il personaggio è Don Cristobal, che è il cugino spagnolo di Pulcinella. Mh. Allora, noi tutti sappiamo che Pulcinella, è all'origine di vari polichinella, c'è anche il Polichinelle francese, quindi è un tipo di personaggio. È brutto, mamma mia, è un pochino sì, Simona Damiani, un poco bruttino, sì. No, è simpatico, dai, De è gustibus. simpatico, è un Allora, tipo. è un tipo, ora così si dice. Allora, praticamente si occupa di descrivere la genesi del personaggio un grande ispanista anglosassone britannico che è John Earl Weary. Allora, che nel suo trattato ci racconta che questo personaggio ha origine nel momento in cui si afferma Pulcinella napoletano. Quindi la radice è napoletana, però, come lui ci racconta, nel XVII e nel XVIII secolo gli spagnoli non apprezzavano questo tipo di personaggio comico, farsesco, perché principalmente gli spagnoli erano legati alla famosa macchina real. Che cos'è la macchina real? È una rappresentazione di burattini, però di opere serie, di opere anche con degli intenti didattici, degli intenti morali. Il personaggio appare soltanto a fine Settecento in un caffè di Madrid, ma appare in un sainete. Il sainete sarebbe un breve intermezzo burlesco e insieme al Don Cristobal ci sono la signora, il cane, cioè tutti questi personaggi un po' burleschi. Però in una società comunque fortemente cattolica, quale è la Spagna, non viene ben visto. Tanto è vero che c'è un rapporto proprio della polizia che cita questa frase che io leggo direttamente, dice: a cosa servirebbe assistere
a esempi e testimonianze di virtù e onestà a teatro, quando allo stesso tempo un Don Cristobal de Policinella predica la sua dottrina oscena a una folla che ascolta così ingenuamente queste indecenti bestemmie. Era un guastatore, era un guastatore. Sì, anche perché è armato di caciporra. Caciporra è il bastone, che è simile al pulcinella napoletano, quindi al momento non è gradito. Sai dove si afferma, Federico? In Andalusia. In Andalusia, per poi essere riscoperto e consacrato alla fama mondiale, questo sempre secondo l'esperto John Earl Vari, da Federico García Lorca. Federico García Lorca nel 1928 scrive Il teatrino di Don Cristobal, che è una farsa che a tutt'oggi viene rappresentata sia a Napoli che a Roma. Non è molto conosciuto perché è un po' un argomento di nicchia, però si spera che si possa diffondere la maschera. Qui sembra un po' somigliante al cugino napoletano, però a differenza del Pulcinella non ha l'abito bianco, ma spesso è rappresentato con un abito colorato a quadroni. Il vizio del manganello però ce l'hanno entrambi e poi vengono però comunque entrambi definiti polimorfi, perché effettivamente anche il Pulcinella è talvolta bonario, talvolta un po' furbetto. Cioè sono questi personaggi che vivono un po'... Borderline. Sì! Comunque dovevamo farlo vedere, dovevamo parlarne Sì, perché è un aspetto del carattere spagnolo, questo del sì. prendere in giro gli altri, Mm. dell'ironia, anche questo aspetto un po' burlesco che in parte fa parte anche della E nostra civiltà, come? del E nostro modo di come? essere. Ma ampiamente. Vediamo cosa ci aspetta ora. Cosa ci aspetta ora? Ecco Eh, qua, ecco qua. eh, Questa è un capolavoro. sì, questa è la chiesa di Mm, San Giovanni San a Giovanni a Carbonara, Carbonara, questa bella, è la facciata, sì, poi piano piano, un poco per volta, ci avviciniamo sempre di più, entriamo più nel dettaglio. Questa è la questa è cappella il Caracciolo, Caracciolo di esatto, Vico, sì, di Cappella Caracciolo di Vico, che è un vero e proprio sì, museo del sì, nostro Cinquecento. Queste opere che vedete sono di Giovanni d'Anola, di Girolamo Dauria, di Annibale Caccavello, quindi c'è il meglio della scultura napoletana, ma noi andiamo ancora un poco più nel dettaglio. Con la prossima sì. fotografia ci avviciniamo, ecco qui, ci stiamo avvicinando a che cosa, Gabriella? A che cosa? A un capolavoro che mi Un ha capolavoro, stupito, è un un capolavoro capolavoro. L'altare, praticamente dell'Epifania. È bello, bello da morire, però ci dovrebbe essere proprio il dettaglio. sì, c'è la Praticamente, fotografia successiva, sì, sì, piano eh, piano, creiamo anche un po' di di suspense. suspense. Va bene, Eccola eccolo qua. qua. Allora, questo è il momento proprio più bello per me dell'opera. Allora, all'altare dell'Epifania, che io l'ho scelto proprio il giorno dell'Epifania come post indicativo, è un altare che fu commissionato da Galeazzo Caracciolo di Vico, in provincia di Foggia. Il Galeazzo Caracciolo di Vico apparteneva ad una delle famiglie filo-spagnoli più potenti del Viceregno. Era un momento storico molto delicato perché c'era il passaggio tra la corona aragonese e quella cattolica e quindi c'erano famiglie che favorivano questa entrata e famiglie no. Galeazzo Caracciolo di Vico invece era un filo spagnolo convinto. Allora, questo meraviglioso altare dell'Epifania chiaramente rappresenta la scena dell'Epifania. La cosa che colpisce molto è il dettaglio a sinistra
noi vediamo uno dei tre re magi, si vede chiaramente proprio Ferdinando il Cattolico, questo qui paffuto con questi capelli che guarda il bambino più in alto, è proprio il re come omaggio alla sua entrata, ma è molto importante anche perché il tema dell'Epifania è molto caro ai sovrani, anche perché rappresenta il tema della Reconquista. Siamo in un momento in cui i cattolici unificano tutta la Spagna sotto la corona cattolica e quindi questa è un'opera di un alto profilo artistico, però ecco, ne ho anche una sorta di soggezione a commentarlo, più di tanto non mi spingo perché secondo me ci vuole una persona proprio mh, esperta, però anche da un punto di vista proprio di contenuto politico, di messaggio. Questo è proprio un omaggio alla dinastia e un articolo veramente molto molto ben dettagliato che io ho letto e ho un poco poco con brevi linee accennato è la Napoli nobilissima che ci descrive proprio nel dettaglio, ma anche la fattezza di questa composizione. Questo digrada da altorilievo a bassorilievo, veramente un'opera mirabile che lascia senza parole, secondo me. Sì, senti, diciamo i nomi degli autori. Gli Ah, autori sono due scultori spagnoli Diego de venuti a Siloé, Napoli, Diego de Siloe e Bartolomeo Ordóñez, Ordóñez, uno Ordóñez, più grande dell'altro. Poi nelle sì, prossime trasmissioni faremo vedere altre opere di questi due grandi spagnoli. sì, Il povero Ordóñez però morì giovanissimo, sì, a sì. 30 anni, ancora Mm, più giovane del Santa Croce. Ecco, allora adesso prima di passare a queste ultime fotografie, e prima spiegheremo di che cosa si tratta, prima mm, di vederle, sì. vorrei tornare su un punto che abbiamo toccato prima. Tu Mm, prima hai parlato del libro del De Tecada, la sì, Napoli spagnola. sì, Ce l'hai a sì. portata di mano? Possiamo far vedere la copertina. In realtà sono 5 o 6. Allora, ce l'ho qui dietro di me. Sì, Aspetta. se lo prendi nel frattempo io ehm, consiglio, ecco qui, Napoli spagnola. È un libro di una potenza unica, Sì, curato, come dicevi tu, da Silvio Vitale, che è il papà. sicuramente, senza alcun dubbio, il più importante Mm, meridionalista sì, napoletano del dopoguerra, che ha compiuto un'opera di rivalutazione, di riscoperta di tutta la nostra cultura e di tutta la nostra civiltà, e che ha fondato nel 1961 la rivista L'Alfiere, che oggi, l'alfiere, sì, che oggi continua ancora, diretta dal figlio. il dottore Vitale. Sì, è una rivista che io consiglio a tutti di leggere perché Ce continua l'ho. questo lavoro di Mm, scavo, di ricerca mm, e di commento anche di tutte le cose che riguardano la nostra cultura e la nostra civiltà. sì, Quindi bellissima rivista e posso dire che contribuisci anche tu con degli scritti molto molto sì, io efficaci. collaboro a questa Io ti rivista, leggo. ma come tu ben sai, io quando faccio il conduttore o quando intervisto qualcuno, non parlo mai di me. L'ho fatto Ehm, io, infatti. beh, certo. Comunque, certo, collaborare con l'Alfiere Sì. è prestigiosissimo. Beh, sì. Ehm, e questo libro, cioè questa serie di libri, sono 5 o 6, non ricordo, mi sembra che sono 6 addirittura. Veramente tutti i napoletani Sì, sì, dovrebbero tenerli in sì. casa perché ci raccontano cos'è stata veramente Napoli in Mm, quei 3 secoli, 2 secoli e mezzo in cui abbiamo fatto parte della Spagna. assolutamente. Come chiudiamo, Gabriele? Chiudiamo questa trasmissione con delle fotografie senza neanche commentarle perché Mm, si commentano da sole, di quella famosa mostra sì, della quale abbiamo parlato prima, sì. Napoli
Napoli, gli spagnoli a Napoli si chiamava la mostra, Il che è Rinascimento. stata il Rinascimento, sì, il Rinascimento a Napoli, gli spagnoli a Napoli, Mm. il nostro Rinascimento, che è stata per un periodo di tempo a Napoli Sì. e poi per un periodo di tempo ovviamente a Madrid. Ecco, queste sono le fotografie e le opere erano messe in maniera tale da diciamo parlare tra di loro, cioè c'era un'opera di un artista napoletano, qui a sinistra c'è un'opera di Giovanni D'Anola che molto probabilmente è la sua prima opera, sempre di fronte ad un'opera, dialoga l'opera napoletana con un'opera di un artista spagnolo. Queste sono delle fotografie, ecco, non Bellissima. basta, parlano da sole, non No. poi in un'altra occasione magari vedremo più da vicino le opere, ma Mhm. oggi chiudiamo con queste bellissime fotografie che ci raccontano che cosa? Che ci raccontano quanta Spagna c'è stata a Napoli e c'è tuttora a Napoli e qua ecco, anche questa è bellissima, Sì, e quanta Napoli c'è in Spagna. assolutamente. Ecco, ma c'è tanto altro ancora. Tanto altro. Beh, penso che la trasmissione di oggi sia piaciuta sicuramente. Ti ringrazio, ti Grazie a ringrazio te, grazie a e te. ovviamente presto ci sarà la seconda puntata e ringraziamo i nostri ascoltatori. Anche Donato che veglia sempre su di noi. Donato che ha curato la regia, bravissimo, è stato bravissimo come al solito. E come vogliamo chiudere, Gabriella? E salutiamo ovviamente e poi chiediamo a Donato se vuole mettere un'altra volta il nostro mitico, eccolo qua, il nostro Eccolo mitico qua. pannello. Mm, Forza, forza e coraggio, ragazzi. ecco, L'Officina Mediterranea deve crescere ancora. Adesso, ecco, salutiamo. Buonasera a tutti. buonasera a tutti e grazie.